Lunedì 7 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno. Un saluto anche a chi ci sta guardando dalla pagina Facebook, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e di quella di Radio ABM, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dedicata ai quotidiani della provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. La notizia messa in primo piano ci porta il Comelico, Galleria Comelico, giorni decisivi. Si avvicinano gli ultimi incontri con i comuni per decidere gli orari di apertura nei 2 anni dei lavori di ristrutturazione. Il sindaco di Sappada lancia un referendum fra i cittadini. Ditemi quanti di voi la percorrerebbero in orario notturno. L'approfondimento di Toscani a pagina 9. Discarica abusiva sotto sequestro alle porte della città, notizia che ci porta nel capoluogo, analisi ARPAF consegnate al comune, il rischio di inquinamento del sottosuolo. E sempre dalla prima pagina, ghiacciai in mostra, sulle Dolomiti sono dimezzati, il futuro dei ghiacciai perenni nelle nostre mani, dal Museo di Trento ai 3000 metri del Museo Marmolada Grande Guerra. Questa è la mostra che si potrà vedere fino al 17 settembre, ospitata nei locali della stazione intermedia della funivia della Marmolada del Serauta, con partenza da Malgacciapelle in comune di Rocca Pietore. Cortina cade sulla via ferrata, guida alpina lo vede, lo soccorre e dà l'allarme. Cade sulla ferrata Fusetti tra Cortina e Livinallongo per una decina di metri, raggiunto da una guida alpina al passaggio che lo mette in sicurezza e dà l'allarme. Un 52enne polacco è stato recuperato con un vericello di 30 metri e portato all'ospedale ieri verso mezzogiorno. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, la denuncia, pacchi di lettere in giacenza. Pacchi di lettere e raccomandate in giacenza negli uffici postali della provincia di Belluno, mancano i postini. Adriano Musolino, segretario provinciale FAILP Cisal. Ci sono colleghi che iniziano a sentirsi male, una di esse venerdì scorso ha accusato attacchi di panico, ma questo purtroppo è soltanto uno di una lunga serie che penso di poter definire stress da lavoro correlato. L'approfondimento di Fontanive a pagina 5. L'evento Insieme sul Grappa per la pace e il clima, a parterre internazionale per la cerimonia al Sacrario di Cima Grappa ieri in territorio trevigiano a Pieve del Grappa con le delegazioni italiane dei paesi che facevano parte dell'impero austro-ungarico, ma c'erano anche tanti bellunesi arrivati in quel luogo di confine tra le province. Era il giorno della cerimonia di commemorazione dei caduti della Grande Guerra, una giornata per la pace. E la foto di copertina invece ci porta a Feltre, Palio, a Castello l'ultima gara dei cavalli, il Duomo fa ancora festa, terza vittoria consecutiva. Per il terzo anno di fila il Duomo si aggiudica il Palio di Feltre e conquista il drappo di Altan. Emozionante la gara dei cavalli vinta dal Castello, in classifica primo il Duomo, poi Santo Stefano, Castello e Pordoria. Per quanto riguarda invece lo sport, l'evento 50 anni di Camignada con un podio tutto bellunese e ancora corsa in montagna De Silvestro e Cagnati, 2 imprese da ricordare. Per gli appassionati delle 4 ruote, Alpe del Nevegale, una cronoscalata nel segno di fagioli della pioggia senza gravi incidenti. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta a Longarone, Padrin e il Vajont, atti del processo. La nostra storia. Il sindaco di Longarone: coinvolgeremo il Ministero della Cultura, una deroga perenne per chiudere il cerchio nel 60° della tragedia. Ha seguito la vicenda delle carte del Vajont fin dal suo inizio, subito dopo il terremoto dell'Aquila. Roberto Padrin era già sindaco di Longarone quando venne posto il problema di come salvare l'archivio processuale del Vajont ospitato a L'Aquila. Ora chiede una deroga perenne affinché gli atti restino a Belluno. Sono la nostra storia. Il sindaco e il presidente della provincia si appella a tutti gli enti interessati. Serve un'azione coordinata per coinvolgere il Ministero della Cultura e mantenere gli atti del Vajont a Belluno. Abbiamo dimostrato con il lavoro svolto in questi 10 anni quanto siano importanti per noi. L'approfondimento di Corrà a pagina 11. E anche il Corriere delle Alpi dedica la foto di copertina al Palio di Feltre, pubblico record al Palio, Duomo cala al Tris grazie ai cavalli. Gli approfondimenti di Scottini e Damin da pagina 18 a pagina 19. Belluno, pestaggio Lambioi Beach, 6 indagati e 3 Daspo Willy. Chiuse le indagini sul pestaggio del 17 giugno con 6 avvisi di garanzia per 3 indagati, anche il Daspo Willy. Cimbri in Cansiglio, arriva la svolta, stop affitto al demanio per 8 famiglie, novità alla festa dei Cimbri, ai primi 8 proprietari delle case di Pian Carnaglia è stato riconosciuto il diritto di superficie. La cerimonia, notizia che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Grappa, monito contro le guerre, l'Europa deve ancora imparare.
Le aziende del territorio, Manfroi si regala gli occhiali Fabur per i 10 anni, una linea di occhiali tutta nostra in alluminio è il regalo che Moreno Manfroi si fa per festeggiare i 10 anni della Manfroi Activity di Mel, partita con un investimento di 30.000 euro e 2 dipendenti, ora l'azienda fattura 2,3 milioni e ha 30 collaboratori, l'approfondimento di Vietena a pagina 18. Altra foto con richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi dal Benin Pressing sulco di Villa. Sarà pronto per le Olimpiadi. Il direttore generale dell'US numero 1 Dolomiti visita tutte le settimane il cantiere Ampezzano. I lavori sono finalmente ripresi a spron battuto, non dobbiamo perdere più un giorno. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Cominciamo quindi ad addentrarci nella lettura del Gazzettino di Belluno. Proseguiremo con il Corriere delle Alpi. La prima pagina ci porta a Feltre con il Palio. Il drappo di Altan va al Duomo, la contrada giallo-blu con la sua stella a 8 punte. Ieri sera ha rialzato il proprio vessillo sul pennone di Piazza Maggiore, primi in classifica con 34 punti, secondo Santo Stefano con 31, terzo il Castello a quota 30, in coda Portoria con 18 punti. La squadra è fortissima, ha molti campioni a disposizione e quindi diventa facile allenare. Questa è la dichiarazione del presidente Nicola Cittadella. Santo Stefano imbattibile nel tiro alla fune, primo in 9 edizioni consecutive. La classifica finale vede al secondo posto gli atleti giallo-blu, al terzo Portoria, mentre il Castello è arrivato quarto. E sempre dal Palio di Feltre una cavalcata vinta da Castello, Topalli trasforma i cavalli in oro. Il presidente del quartiere: ci abbiamo provato ma ha prevalso chi ha fatto il sabato migliore, scade il mandato e l'Arese ha un rammarico, non sono mai riuscito a vincere la staffetta. Volti sbattuti quelli degli sconfitti, Santo Stefano ha vinto staffetta e fune, il Castello la corsa dei cavalli, l'ordine di partenza è stato consegnato da 6 carabinieri a cavallo del nucleo di Belluno, ma nonostante questo non è stato sufficiente per la vittoria finale. Visibilmente stanco il presidente del Leone Rampante Francesco Larese: se c'era un 10% commenta di possibilità io ci provavo. Adrian Topalli ha rivinto per la 6ª volta, lui i cavalli li trasforma in oro. Riva di Portoria all'amaro in bocca nel tiro alla fune, l'arbitro ha ammesso un suo errore. Rigoni del quartiere Santo Stefano: ci manca sempre qualcosa, peccato per la contrada e per il popolo che ci sostiene. Il grande impegno per la manifestazione è l'amore per la città, questa è la dichiarazione di Don Angelo Balcon alla benedizione di Cavalli e Fantini. Andiamo avanti con le notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 5, discarica alla Veneggia, scatta l'inchiesta, area con auto, olio e sostanze pericolose è sotto sequestro nell'indagine per abbandono incontrollato di rifiuti. Il sindaco ha ordinato la rimozione dopo l'analisi di ARPAV che parlano di rischio inquinamento per suolo e sottosuolo. Un meccanico nel mirino, nei guai i proprietari dell'immobile che però non avrebbero mai affittato l'area. Uffici postali, portalettere con attacchi di panico, la denuncia arriva da Adriano Musolino, segretario provinciale della FAILP Cisal, in giacenza pacchi di raccomandate. E ancora omaggio di Re 5 a Dino Buzzati, protagonista sull'Altro Novecento, il biografo Lorenzo Vigano, analizzate le principali opere letterarie dell'artista. L'appuntamento andrà in onda questa sera alle 22:30 appunto su Rai 5. Siamo a pagina 7 sul Grappa per la pace e il clima. Ieri la cerimonia al Sacrario con i paesi che facevano parte dell'impero austro-ungarico con il ministro Luca Ciriani. C'è stata anche un'emergenza, al malore di un partecipante e l'ambulanza ha trovato l'area per l'atterraggio piena di auto. Un secolo fa qui italiani e austriaci si combattevano, invece oggi siamo qui tutti insieme. Ed ecco alcuni scatti del momento della commemorazione avvenuta proprio in cima a Grappa. Ieri i paesi che facevano parte dell'impero austro-ungarico si sono ritrovati sul Monte Grappa come simbolo di pace, presenti tante autorità. Feltre, piano asfalti da 500.000 euro per le strade comunali. Continuiamo con pagina 8, ghiacciai mostra il loro futuro. Nell'esposizione in Marmolada al centro Grande Guerra emerge che il 50% degli ammassi sulle Dolomiti non c'è più. Il direttore Patrick Pomerè: abbiamo voluto ospitare la rassegna non dimenticando la tragedia del luglio 2022. I documenti sono stati curati dal Muse di Trento che ha fornito la collaborazione. E rimaniamo in Agordino, Torresella, via la rassegna c'è anche l'omaggio al Vaillant. E sempre per quanto riguarda la situazione dei musei in provincia di Belluno, Tambre, il Museo Zanardo compie 50 anni tra lupi e gatti selvatici. Sabato tante visite ed eventi nel gioiello del Cansiglio, esposti qui animali imbalsamati recuperati perché morti o investiti.
Siamo in Comelico, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, Galleria, sondaggio sui flussi di traffico. Il sindaco di Sappada invita i suoi cittadini a comunicare quanti passaggi effettuano nel traforo in vista dei lavori. I dati ci servono in vista dei prossimi confronti con ANAS, da lì si partirà per decidere le varie fasce orarie di apertura. E il presidente di ACN De Bettin, ora vi svelerò la vera storia e rifiuta l'invito del presidente Ianiese. L'approfondimento lo troverete a pagina 9. Dallo sport bellunese, Fagioli show su Nevegali, il pilota toscano fa il bis del 2022, rispetta i pronostici vincendo entrambe le gare in una cronoscalata disturbata da pioggia e asfalto bagnato, senza conseguenze le uscite di strada. Ben 253 i concorrenti, solo nel 2022 gli iscritti erano stati di più. Ancora sport bellunese, corsa in montagna, Camignada 50 anni con un podio tutto bellunese. Alla prima partecipazione vince il Cadorino del Longo davanti allo Zoldano Mosena e all'Oronzano Pais Bianco. Tra le donne la Ligure Costa precede 2 trevigiane. Tra storia e leggenda, l'idea negli anni 30, poi nel 73 l'impulso del CAI, altro approfondimento riferito alla Camignada. E sempre per quanto riguarda lo sport, sempre corse in montagna, mezzo secolo anche per la Sgambada. A Pralongo di Zoldo, 471 partecipanti, i migliori Martina Brustolone, Raffaele Terza per i 18 km, Patrizia Zanetti e Isacco Costa per i 9 km, sono 6 invece i vincitori di categoria nella 4 km. Ancora dalla corsa in montagna, Supercagnati, quinto e primo europeo alla Tenon Dixens, l'orgoglio di Lorenzo, portacolore a Gordino della Val Buis, mai ero andato così forte e questa gara qui non ha paragoni. Corsa in montagna, Alba De Silvestro, impresa in Val di Non, per una volta senza sci la comigliana Svetta vince e stabilisce il nuovo primato alla Vertical Travel, una felice scoperta, ho fatto la differenza negli ultimi 100 metri. Sci d'erba, mondiale junior, grande argento per Bertagno, Bocce, Fener festeggia il titolo provinciale conquistato dal solito Tegorzo. Ancora pallavolo estiva, green volley a Melere ed Edea top tra 26 squadre. Calcio, Longarone Alpina di Giuliana e Garlet è già carico. Giornata di festa ieri per il raduno di una squadra che vuole essere competitiva in Coppa e in campionato. E adesso passiamo alla lettura del Corriere delle Alpi. Notizia in primo piano riguarda appunto la battaglia per la memoria. Siamo a pagina 11. Padrin, tutti uniti per gli atti del Vajont, sono la nostra storia, devono restare qui. L'auspicio di una deroga perenne del Ministero della Cultura con il 60° della tragedia, si deve chiudere il cerchio. In 10 anni è stato fatto un grande lavoro per restaurare le carte e renderle disponibili. Il prossimo obiettivo è mettere online tutti i documenti per poterli consultare, i progetti sul tavolo, un viale dedicato ai soccorritori e coinvolgere i giovani. Siamo a pagina 13, Lambioi, fatto di cronaca giudiziaria, pestarono 3 coetanei, 6 indagati per il raid alla festa. La sera del 17 giugno le vittime vennero spintonate e colpite con calci e pugni a testa e corpo. Il raid punitivo sarebbe scattato per futili motivi durante una festa. L'estate sul Colle, si parla ovviamente del Nevegal, sentieri travolti dall'erba alta, situazione imbarazzante al 6 agosto, la segnalazione arriva da Andrea Bortolomei, avevo chiesto al comune il programma delle pulizie, volevo dare una mano. Maria Grazia, Marco e il piccolo Mattia sono vivi nel ricordo di chi li ha amati. Siamo a pagina 14, ieri mattina la messa a un mese dalla tragedia di Santo Stefano nella chiesa gremita, le 3 famiglie spezzate, strette nel dolore. Notizia riferita a quanto accaduto nel comune di Santo Stefano di Cadore un mese e che ha provocato la morte di suocera, papà e figlio dovuti a un incidente, non si sa ancora le cause, l'indagata è in carcere a Venezia. Interventi in montagna, Ruzzola sul Sas d'Estria, cadendo dalla ferrata, soccorso con l'elicottero. Andiamo avanti con pagina 15, Codivilla pronto per le Olimpiadi, sarà al top in Europa per la riabilitazione. Dal bene dell'USL numero 1, dopo anni di stop, lavori ripresi a spron battuto, spazio per medicina, chirurgia, punto, primo intervento e ortopedia. Nessun servizio sarà soppresso, anzi rafforzamento a ottobre, riapriremo il centro di Lamon al lavoro sui medici. L'intervista di Giuseppe Dalben, direttore generale dell'USL numero 1, che fa il punto sugli altri ospedali presenti nel territorio bellunese, vi aspetta a pagina 15.
Economia bellunese, a pagina 16, 10 anni della Manfroi Activity, linea di occhiali per festeggiare. Il via Amel con 30.000 euro e 2 dipendenti, ora fatturato a quota 2,3 milioni e 30 collaboratori a settembre al Dattè, differenza la presentazione della nuova linea Fabur in alluminio. Siamo a pagina 17, Cansiglio, diritto di superficie per le case dei cimbri, svolta a Piancanaie, 8 proprietari non pagheranno più l'affitto al demanio, però Veneto Strade non concede i cartelli stradali bilingue. Feltre, con l'approfondimento del Corriere delle Alpi in merito al 15° alla sfida per i 15 Ducati d'Oro. Si parla ovviamente del Palio di Feltre, Duomo conquista il drappo di Altana, affluenza record a Pra del Moro, Topalli domina la gara dei cavalli ma Castello è già indietro, Santo Stefano mastica amaro dopo la vittoria della Fune. 700 figuranti hanno dato vita al corteo storico prima delle sfide. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti dell'evento che ha interessato la città di Feltre. Cittadella esulta, premiati gli sforzi di tutto il gruppo iniziati un anno fa. Il presidente ha visto la vittoria profilarsi dopo il risultato positivo di sabato con l'Arco. Siamo a pagina 20, monito dal Grappa contro le guerre, l'Europa deve ancora imparare, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. A pagina 21 invece la rubrica Cultura e Società, l'elogio dell'incertezza di Rachel Palacio per aprire la mente e scoprire nuove idee. L'autrice del bestseller Wunder, il 17 settembre a Venezia, dopo di lei un fitto calendario di eventi fino al 27 ottobre. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio agli eventi sportivi di cui abbiamo già letto nell'edizione del Gazzettino di Belluno, quindi è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in streaming questa sera alle 20 e domani mattina all'1 su Radio ABM. A voi tutti invece un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.